dopo un po' di tempo a questo appuntamento con le nostre pillole. Oggi siamo in macchina, vedete, stiamo andando in una città vicino a Venezia, vicino, più o meno 80 km da Venezia, una città che si chiama Pordenone. Pordenone è una città che è in un'altra regione, nella regione accanto, cioè nel Friuli Venezia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione di Trieste. Trieste è la città più grande e forse più conosciuta del Friuli. Quindi state con noi, con me oggi. Il mio assistente, come vedete, non c'è, è a casa. E state con me e ci rivediamo dal centro di Pordenone. A più tardi! Eccoci qui nel centro di Pordenone, c'è anche il mercatino dell'usato, il weekend prima di Natale, e questo è il bellissimo campanile del centro città. Come vedete oggi è una giornata bellissima, un po' fredda, e questo è il centro pedonale. Ci sono dei bellissimi edifici antichi e adesso andremo avanti a perlustrare la città. Quindi continuate a seguirci. Eccoci qui, andiamo avanti. Questa è la bellissima loggia dove c'è ancora una parte del mercatino e questo è l'inizio del bellissimo corso, una parte del centro della città, il corso storico con i caffè. E adesso vi mostro alle mie spalle la parte dell'antica loggia. Mi giro e questa è la loggia di Pordenone. È un po' in ombra, è un po' buia, vedremo più tardi, quando torniamo magari la vediamo un po' meglio. La nostra passeggiata continua lungo il corso, pieno di gente, come vedete, il weekend prima di Natale, e noi andiamo avanti. Questa è un'altra casa storica, come vedete ci sono delle pitture sul muro, è molto bella, molto interessante, e le strade sono piene dei mercatini e le persone sono tutte fuori, quindi è molto bello. Un'altra parte del corso, sempre con i caffè, e sempre queste case antiche, probabilmente risalenti a secoli fa, esattamente non so dirvi il secolo, ma sono considerati edifici storici della città di Pordenone, che ha origini romane, quindi era l'antica Porto Naonis. Naonis è il nome dell'antico fiume che oggi è diventato il Noncello, il fiume Noncello, che è il fiume che attraversa la città di Pordenone. Qui la via è leggermente in discesa e stiamo andando verso la piazza principale. Più avanti, sulla sinistra, vi farò vedere il caffè storico di Pordenone, che si chiama Peratoner. È famosissimo per la cioccolata. Eccolo qua, questo è il famoso caffè. Infatti potete vedere la quantità di persone che stanno facendo la fila per entrare, e questo caffè è famosissimo per, come dicevo prima, per la cioccolata. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci alle vetrine. Eccoci qua, questa è come vedete la meraviglia di cioccolato che tutti gli anni richiama tantissimi
tantissimi turisti anche come noi e tantissimi appassionati del cioccolato. E adesso siamo pronti per entrare nella piazza principale di Pordenone. Ecco la pista di pattinaggio sul ghiaccio che ogni anno viene preparata per i bambini, ma anche per i più grandi. E qui vediamo le famosissime casette. Le casette sono questi piccole costruzioni di legno che vendono prodotti tipici o comunque prodotti natalizi locali, e ci sono in quasi tutte le piazze italiane, ormai da nord a sud. Adesso andiamo più vicino alle altre casette dove si mangia, si beve, si sta in compagnia, si beve soprattutto. E questa è la piazza principale di Pordenone. Ecco qui, vedete i tavoli, le persone in coda per mangiare le frittelle, lo zucchero filato, bere qualcosa di caldo. Di solito, come nel nord Europa, abbiamo il vin brûlé o Glühwein per gli amici tedeschi, e si fa un po' di festa aspettando il Natale. E come punto finale, punto di arrivo della nostra passeggiata alla giostra per i bambini, io vi saluto da Pordenone. Ci vediamo molto presto con il prossimo video da un'altra parte d'Italia. Ciao a tutti!